Allora, questo ovviamente è il pannello di controllo di un sollevamento che è un po' rivoluzionario rispetto ai tradizionali sistemi di pompaggio che normalmente vengono utilizzati all'interno delle municipalità. Questo è il primo sistema di pompaggio che non utilizza l'accumulo delle acque fognarie all'interno di una vasca. Cosa ci permette questo nuovo sistema? Di evitare tutte quelle problematiche di odori, formazioni di gas nocivi che ovviamente i liquami che si raccolgono in queste vasche si accumulino e che possono creare dei disagi al condominio o comunque agli utenti che si trovano intorno. Oltre a migliorare notevolmente la manutenzione di queste vasche, perché spesso, periodicamente, c'è comunque la necessità di far intervenire dei cambio sputi per una pulizia approfondita delle vasche, in quanto le classiche pompe sommergibili non permettono il completo svuotamento delle vasche. Quindi andiamo a migliorare anche i costi di manutenzione del sistema di sollevamento e quindi dare un servizio ulteriore all'utenza che abbatte un po' i costi per la comunità. Andiamo ad accendere. Così. Poi ha i suoi tempi. Ecco, adesso potete vedere le due pompe sono ferme in quanto non c'è necessità, perché le pompe partono solo quando il fluido all'interno delle tubazioni è sufficiente per far partire una delle due pompe, ma adesso il sistema di sollevamento è pienamente in funzione e attivo. attivo. Bene.